E in videocollegamento un buongiorno anche a Maria Rosaria Capozzi, consigliera appunto per il Movimento 5 Stelle. Allora, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Ci sono tante notizie oggi in primo piano, io seguo la stampa così, faremo una chiacchierata come sempre, le improvvisiamo sui principali temi in base anche al tempo a disposizione. Resterei a Udine innanzitutto per un commento su questa attesa Supercoppa Europea, la partita del 13 agosto tra Paris Saint-Germain e il Tottenham. Vediamo regione e comune, dunque si preparano al programma di iniziative, si guarda chiaramente alla sicurezza, domani è già previsto il vertice in prefettura. Andiamo a ricordare qualche elemento, dunque tra risorse della Regione e il Comune un investimento che sfiora i 700.000 euro, si guarda a un programma di eventi di 2 settimane, in particolare varie iniziative, Tour dei Trofei, Fan Zone, il capoluogo friulano, attese 25.000 persone allo stadio e 20 milioni davanti alla TV, un evento importantissimo e chiaramente come detto si guarda anche alla sicurezza, ai preparativi, come ricorda Elisa Michelut scatta il piano sicurezza in vista della partita, un appuntamento sportivo che porterà nel capoluogo friulano 2 tra le squadre più blasonate d'Europa, ma mentre l'entusiasmo cresce, le forze dell'ordine sono al lavoro per predisporre un imponente piano di sicurezza, considerate le delicate implicazioni dell'evento. Paris Saint-Germain-Tottenham non è considerata infatti una partita come le altre, l'attenzione sul fronte della sicurezza è massima, le tifoserie delle 2 squadre infatti incarnano identità e sensibilità diverse, gli ultra del Paris Saint-Germain con un forte connotato arabo e pro-Palestina si troveranno di fronte il principale gruppo di ultras del Tottenham, la Eid Army, l'armata ebraica, che ha come simbolo la stella di Davide. Dunque il prefetto Domenico Liolo e il questore Domenico Farinacci non intendono correre alcun rischio, sarà disposto un piano straordinario con controlli estesi anche al di fuori dello stadio. Domani è previsto il vertice in prefettura e chiaramente si guarda già a questi preparativi. Un rapido commento innanzitutto sull'importanza di questo evento, di ospitarlo a Udine e sulla delicatezza del caso. Parto da lei, consigliere. Sì, è evidente che questi eventi hanno una portata internazionale, in questo momento purtroppo la situazione è delicata e quindi i rischi che ci eravamo presi anche quando abbiamo così deciso di ospitare eventi di questa portata come questo in particolare, evidentemente comportavano alcune preoccupazioni. Purtroppo oggi la situazione è ancora di più delicata e quindi io però non ho dubbi, ecco, che lo sport comunque vinca sulle questioni così anche di principio. Evidentemente le 2 squadre hanno delle peculiarità diverse sia in termini culturali che religiosi, ecco, io credo che sia giusto attrezzarsi come stiamo facendo per offrire la massima sicurezza possibile. Dall'altra parte eventi di questa portata non potrebbero essere tali se non dovendo garantire dei sistemi di sicurezza che oggi abbiamo dimostrato come regione e come territorio di aver sempre così ottemperato nel migliore dei modi. Consigliera Capozzi, lei come guarda a questo evento e i preparativi ovviamente che sono già in corso? Beh, sicuramente è un evento importante per la nostra città, ma più in generale anche per la nostra regione. Costituisce sicuramente un occhio proprio dell'Europa sulla nostra città e quindi un volano anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista della sicurezza sono sicura che la situazione verrà gestita in maniera efficace e questo a tutela non soltanto di chi arriverà e quindi parteciperà alla partita, ma anche dei cittadini che hanno diritto di viversi la città in tranquillità nonostante appunto la presenza di questi eventi. Ecco, giriamo pagina, stavo per chiedervi anche un commento internazionale, chiaramente situazione sempre più delicata, si guarda adesso agli sviluppi in merito anche al conflitto tra Israele e l'Iran, tra i vari. Allora andiamo a leggere velocemente anche qui una veloce battuta. La sfida di Khamenei che dice non ci arrenderemo e usa i razzi ipersonici. Il discorso della guida suprema a un paese bersagliato da raid senza internet. Nel 6° giorno di guerra i missili superveloci iraniani bucano le difese israeliane. Il figlio Mojtaba e gli altri religiosi, l'Ayatollah prepara la successione, ci sono già le ipotesi sulle nuove gerarchie, veramente ci sono tanti sviluppi sui conflitti in corso, però si guarda anche a questo ultimatum lanciato da Trump all'Iran
il mondo è in ansia per le decisioni del presidente americano. Riparto da lei, consigliere, come sta vivendo queste ulteriori complicazioni, insomma, situazioni drammatiche? Guardi, viviamo sicuramente questi momenti con preoccupazione, insomma, la nostra è una regione, un territorio che vive in qualche modo un periodo florido, insomma, ecco. Da questo punto di vista è chiaro che poi collocati all'interno di uno scenario internazionale, vedere cose come queste ci lasciano una preoccupazione. Anche nel Novecento abbiamo avuto, ecco, lo sappiamo, 2 guerre mondiali, ecco, ma pensavamo che forse, ecco, la lezione fosse bastata. Oggi vedere questi focolai di guerra, al netto, insomma, della questione anche tra Ucraina e Russia, che ci coinvolge forse, ecco, anche più da vicino, lascia comunque uno sguardo verso il futuro con estrema preoccupazione, lo devo dire in termini, ecco, questa è veramente una mia personale opinione, però ecco, credevo che forse nel 2025 ancora non dovessimo essere soggetti a questioni come queste, che poi hanno un impatto sull'intero scenario mondiale. Mamma mia. Leggiamo anche il titolo del Gazzettino: aerei e navi, Iran sotto assedio, nella prima pagina. Khamenei non si arrende, Israele sarà punito, afferma. Trump che evoca l'attacco e dice ora è tardi per trattare. C'è anche l'analisi firma di Paolo Pombeni intitolata Lo spiraglio diplomatico nei giorni delle bombe. Si riflette molto sulla diplomazia internazionale. È chiaro che auspichiamo che la diplomazia in questo momento cerchi di, insomma, questo è il vero tema, ecco, che ci siano margini ancora per evitare un'escalation che sicuramente non porterebbe a nulla di buono. Scrive Pombeni, paradossalmente ma non tanto nella fase più acuta di un conflitto che possono riaprirsi le strade per il lavoro delle diplomazie. Lei che percezione ha, consigliera, che aspettative ha anche sul lavoro diplomatico in questo momento? Ma io sono preoccupata, ma credo come tutti quanti è una situazione che ha dell'incredibile, perché assistiamo al paradosso che piuttosto che percorrere la strada della diplomazia assistiamo invece alla strada in cui l'unica soluzione appare quella di una risposta muscolare e cruenta. Peraltro Israele si sta dimostrando che il diritto internazionale in questo momento è in crisi, perché è inaccettabile che si attacchi senza poi che ci siano delle vere considerazioni, perché in questo momento Israele ha attaccato l'Iran sulla base di un'azione preventiva non concertata con nessuno. Sicuramente ci sarà una regia alle spalle, però ritengo che questo sia inaccettabile. Peraltro Israele in questo momento da aggredito si sta comportando invece da aggressore sotto l'occhio di tutto il mondo, che guarda inerme rispetto a quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, il che è inaccettabile per quello appunto che presuppone in termini di vittime, soprattutto di bambini, e da questo punto di vista sono piuttosto critica. Peraltro da parte del governo Meloni non abbiamo assistito ad una presa di posizione rispetto all'attacco di Israele nei confronti dell'Iran, che all'inizio pareva essere un attacco diretto a obiettivi sensibili, per così dire, poi c'è stato il passo ulteriore nei confronti della TV di Stato, che quindi eccede quelli che in teoria dovrebbero essere gli obiettivi sensibili. Quindi mi auguro che ci sia presto si riprenda il percorso diplomatico, perché è un'escalation pericolosa e si deve intervenire in maniera tale che si scongiuri qualunque altro conflitto, perché ha delle ripercussioni anche poi su tutti gli altri paesi in termini economici. L'abbiamo visto con quello che è accaduto dopo il conflitto russo-ucraino. Certo. Domani sono previsti colloqui tra l'Unione Europea e l'Iran, leggiamo ancora nel titolo sul Gazzettino, in programma a Ginevra un vertice tra Francia, Germania, Gran Bretagna e Teheran. Allora vedremo quelli che saranno i possibili sviluppi di questa situazione
ulteriormente delicata, insomma un quadro internazionale, si parla anche dei giovani, no? della situazione che stanno vivendo tanti ragazzi e ragazze, le prospettive per il futuro. Avevamo parlato anche nei giorni scorsi di un'indagine in cui molti ragazzi insomma si erano espressi in merito a scarse aspettative per il futuro, le speranze. Anche questo ci ha fatto riflettere anche in questi spazi, insomma non c'è una ricetta al momento, si procede a piccoli passi sul fronte internazionale, anche se le risposte chiaramente si auspicano siano il più celeri possibile anche rispetto ai drammi che stanno vivendo le popolazioni civili. Certo, assolutamente, insomma è quello che dicevo, insomma con lo sguardo verso il futuro non è sicuramente uno sguardo positivo, ecco, guardando a questi scenari. Bene, io anticiperei leggermente il break pubblicitario, così poi affronteremo ulteriori temi, in particolare si guarda alla manovra, la rilancio già, ecco qui la pagina, ritorniamo sul Messaggero Veneto. Manovra, i fondi aumentano a quota 864 milioni, assestamento di bilancio, c'è il via libera definitiva dunque da parte della Giunta, infrastrutture, attività produttive e welfare tra le voci di maggior rilievo, già ipotizzato un ulteriore ampliamento delle risorse fino al momento dell'approdo in aula previsto a luglio, previsti tra i vari aspetti agevolazioni sugli alloggi per i sanitari e soluzioni abitative per gli anziani, poste finalizzate anche ad abbattere i mutui. Parleremo tra questo tra pochissimo, restate con noi. Mi raccomando. Ben ritrovati, proseguiamo il confronto politico, sempre in compagnia dei consiglieri regionali Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle e Igor Treleani di Fratelli d'Italia. Allora, stavamo introducendo il tema della manovra, dell'assestamento di bilancio, dunque è stato dato il via libera, come detto, dalla Giunta regionale con i fondi a quota 864 milioni. Prima però di dedicarci a questo, abbiamo una telefonata in arrivo, allora diamo subito il buongiorno a chi ci sta chiamando, con chi parliamo. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo, buongiorno, prego. Io telefono da Udine, sono sempre io, vabbè. Che tematica vuole affrontare? Allora, il problema di Israele. Israele, io ho sentito lì la consigliera Capozzi che diceva che Israele ha attaccato l'Iran. Ma a me risulta invece storicamente che è dal 1948 che Israele viene attaccato, non è lui che attacca. Nel 48, 56, 67, 73 Israele ha subito 4 tentativi di invasione militare da parte degli arabi. Ultimamente l'Iran sta finanziando Hezbollah con 150.000 missili, che Gaza potrebbe avere i tetti d'oro se tutti gli aiuti americani e europei fossero stati dati alla popolazione. È molto drammatica, quindi tirando in ballo Gaza parliamo anche del dramma che stanno comunque vivendo anche i civili, certo, e tutto qua. È chiaro che vive un dramma, ma questo dramma la colpa è di Hamas, Israele. Si sta riflettendo anche su quello, quindi ci sarebbe anche lì molto da dire. Comunque, parlando adesso della scelta fatta da Israele in questi giorni, dunque, perché si guarda qui, poi chiaramente c'è tutto il percorso nei decenni, delle storie anche di paesi, di relazioni internazionali, però quindi lei adesso stava criticando questo aspetto, no, come l'ha pronunciato la consigliera, o voleva rilanciare una domanda in particolare anche? No, io dico semplicemente che bisogna essere onesti intellettualmente e dire le cose come stanno. Israele è un piccolo paese circondato da gente che vuole il suo genocidio, vuole eliminarlo, famosa frase dal fiume al mare, non è Israele che vuole eliminare Gaza, ma sono i militari di Hezbollah, di Hamas, che vogliono eliminare Israele. Replica la consigliera, chiaramente adesso un dramma a livello umanitario si sta vedendo, no? Quali adesso sono le situazioni nella striscia di Gaza, quindi consigliera lascio la replica a lei.
Rispetto sicuramente il pensiero espresso dal signore che è intervenuto telefonicamente. Non lo condivido perché se è vero che Israele è stato attaccato da Hamas, sappiamo tutti ed è sotto gli occhi di tutti che quello che è accaduto dopo ha dell'inaccettabile, perché stiamo assistendo a un genocidio, ad attacchi sulla popolazione civile che non sono giustificati da nessuna motivazione. Ecco, per quanto riguarda l'Iran annuncia da sempre che sta per arrivare alla creazione della bomba atomica, ma non si è mai agito in tal senso. Ora non capisco perché si debba appunto procedere in maniera così muscolare. E preciso che se all'inizio si parlava di azione preventiva nei confronti di obiettivi sensibili, ora però parliamo di un'azione diversa perché è stata colpita la TV di Stato, e questo col chiaro intento di sovvertire un sistema, ma abbiamo testimonianza che laddove si è intervenuto in questa maniera il sistema non si è sovvertito, la situazione anzi è peggiorata, e quindi la preoccupazione anche da parte mia è sicuramente alta, ecco. Allora, leggo anche questo titolo in merito al Gazzettino, c'è l'intervista al ministro Tajani che dice: l'Unione Europea fermi questa guerra, c'è il rischio terrorismo, ma l'intelligence è pronta. Il vice premier afferma: i paesi europei possono contare solo se uniti, non ripetiamo l'errore della Libia, Teheran non può pretendere di avere l'atomica. Governo prudente sull'intervento degli Stati Uniti, voto delle Camere per partecipare. Gli ultimi titoli. Lei le lascio un'ultima battuta su questo, consigliere, allora, anche rispetto alle parole del del nostro condivido tra virgolette un po', ecco, nel senso che sicuramente ecco, il cittadino che è intervenuto, il signor Nevio, dice delle cose. Ecco, comunque anch'io rispetto l'intervento e alcune cose sono vere, perché quello che solleva il signor Nevio è vero. Altre sono vere anche quelle, ecco, che sostiene la consigliera Capozzi. Questo per dire come la complessità della storia e delle culture che sono, ecco, che lì vivono in quella fascia di territorio e che ovviamente affondano le radici moltissimi anni fa. Certo, quindi evidentemente quello che diceva Nevio è vero, cioè sono moltissimi anni che ci sono queste, tra virgolette, scaramucce, insomma queste divergenze di opinioni. La sintesi è questa, che il torto e la ragione, a me hanno insegnato, non si taglia mai col coltello. E quindi evidentemente la maturità dei popoli e di chi governa le nazioni dovrebbe essere quella di trovare sempre, ecco, ciò che unisce, fare un passo indietro anziché farlo avanti. Io su questo, ecco, ho la mia visione. Sicuramente ci sono motivi di colpa da una parte e dall'altra. Torniamo alla manovra allora. Quindi abbiamo letto i principali elementi, assestamento di bilancio, andiamo a leggere qualche frase in più di Marco Ballico dell'articolo del collega. Siamo sotto i numeri dell'anno scorso, scrive, quando l'assestamento estivo superò il miliardo e decollò a 1,34 miliardi dopo il passaggio consigliare, ma è un'altra manovra corposa per il centrodestra. Su proposta dell'assessore regionale alle finanze Zilli, la Giunta dunque ha approvato ieri in via definitiva un progetto di legge la cui dotazione è di 864 milioni. Si parlava all'inizio di 700, che potrà essere ulteriormente ampliata fino all'approdo in aula a fine luglio. Contestualmente al passaggio dell'esecutivo, gli uffici comunicano le macro cifre a disposizione dei singoli assessorati e alcune poste per i principali, e si guarda in particolare tra i principali aspetti anche alle infrastrutture e al territorio, perché sono appunto le infrastrutture e il territorio di Cristina Amirante a fare la parte del leone con 236,5 milioni a disposizione, di cui un quarto, 62 milioni di euro, e l'impegno per la tangenziale sud di Udine, opera a cui si guarda da tempo, si è sbloccata un po' a Roma. Ci riepiloga un po' lei, consigliere Treleani? Sì, finalmente anche questa è una vicenda che sono moltissimi anni, ecco, sulla quale attendiamo, insomma, numerose amministrazioni regionali. Ricordo, insomma, ancora all'epoca, ancora il presidente Tondo, ecco, con il quale si discuteva di quest'opera, che è strategica ovviamente per il nostro territorio, in particolare quello udinese, e finalmente riusciamo a trovare, ecco, una fase in cui le cose si stanno muovendo. Da qui lo stanziamento di 62 milioni
di euro, che non sono gli unici per la viabilità, ma molte risorse andranno anche a FVG Strade e all'EDR in particolare per opere stradali e infrastrutturali che non mancano mai. E quindi ecco, è vero che quando arrivano i turisti qua, soprattutto quelli italiani da altre regioni, io spesso mi confronto e ci dicono comunque che abbiamo delle strade molto belle rispetto magari a delle regioni, ecco, che all'interno della nostra nazione, ecco, magari spostandoci verso giù. Quindi il tema delle infrastrutture è sempre un tema sul quale la regione, tutte le amministrazioni regionali hanno sempre investito in base a quelle che erano le richieste. La tangenziale sud di Udine diventa un'opera importantissima e strategica e finalmente iniziamo a mettere le mani. I prossimi passi in tal senso? C'è ulteriori documenti che devono essere presentati? Adesso credo ci siano gli iter tecnici che onestamente, ecco, mi sfugge quale sia il passaggio. Ci tengo a sottolineare, sì, molto tecnico, ci tengo a sottolineare come per esempio sulla provincia di Udine un'altra opera strategica della quale stiamo discutendo in questi mesi, che secondo me nel prossimo futuro troverà comunque riscontro, è per esempio la variante di Aquileia, un'altra opera strategica che consentirebbe al sito dell'UNESCO che tutti noi conosciamo di poter valorizzare ancora di più i resti e le parti della meravigliosa città di Aquileia, quindi immaginando questa bretella e chiudendo addirittura una parte di SR300. Si guarda anche la Sequals Gemona? Si guarda la Sequals Gemona, sulla quale il territorio nord, ecco, in particolare il territorio industriale sopra Udine, ma anche Udine avrebbe un beneficio dalla Cimpalo Sequals. Ha bisogno ormai da numerosi anni e quindi anche lì stiamo portando avanti un percorso concertato anche con i territori. Alcune amministrazioni la guardano con favore, altre meno, ma insomma, ecco, credo che l'amministrazione regionale sulle infrastrutture stia lavorando alacremente, in modo impegnativo su tutte le questioni. E vediamo allora come la pensa per la minoranza la consigliera Capozzi. Un'ampia replica anche lei, in particolare sulle infrastrutture tra tangenziale sud, Sequals Gemona e gli altri aspetti fatti presenti dal consigliere. Prego. Diciamo che in generale è ancora presto per poter fare delle valutazioni rispetto alla manovra. Aspetteremo quando ci arriveranno sicuramente gli emendamenti. Quello che appare evidente è che ci troviamo di fronte all'ennesima manovra ricca, perché parliamo di manovre comunque cospicue e l'auspicio è che questa dia risposta, come lo abbiamo avuto anche per le altre, a quelle che sono le necessità dei cittadini. Una manovra sicuramente meno ricca dell'altra volta, perché parlavamo appunto di 1,3 miliardi e quindi quello che ci aspettiamo è che dia risposta a quelle che sono le esigenze dei cittadini, soprattutto su tematiche su cui ci stanno delle criticità evidenti, prima fra tutte la sanità, e sono di tutti i giorni le notizie che rappresentano criticità legate alle liste d'attesa. Era di ieri la questione degli infermieri e del loro diritto sacrosanto di andare in ferie e dell'eventualità appunto di garantire un servizio. Quindi siamo di fronte a delle necessità importanti per i nostri cittadini e quello che mi auguro è che ci siano risposte rispetto a queste necessità. Per quanto riguarda le infrastrutture, in particolare la tangenziale sud, parliamo di un progetto datato che andrebbe sicuramente rivisto alla luce anche di quelle che sono le evoluzioni che sono intervenute nel mentre. Dalla nostra abbiamo sempre sostenuto che non bisognerebbe puntare a progetti faraonici, perché parliamo di un'opera che presupporrà credo 200 milioni e siamo sì per la necessità di togliere il traffico pesante dai centri abitati, però riteniamo importante che non si proceda con cementificazioni e che si implementi quello che è il trasporto su ferro piuttosto che su gomma. Quindi è un progetto che guardiamo con sospetto, l'abbiamo sempre fatto e ci auguriamo che si proceda in ogni caso con il coinvolgimento delle comunità interessate. Sì, io se posso una rapida battuta. Allora, io sono d'accordo in termini di principio con quello che dice la Capozzi, ma sono 30 anni, 40 anni che anche all'interno della nostra regione stiamo parlando di questo sviluppo della rotaia. La verità invece è che qualsiasi persona
abbia la patente e viaggia sulle strade della nostra regione, il traffico è sempre maggiore. Quindi oggi investire sulle infrastrutture, il trasporto, oggi prevalentemente anche con il tema della logistica, a parte gli assi principali ovviamente di rotaia, viaggia continuamente sulla gomma, e quindi questo purtroppo è un dato innegabile, e quindi ecco, opere come queste sicuramente in previsione di anche del prossimo futuro il traffico è sempre in aumento, quello su gomma, e quindi evidentemente investire su, quindi non è vero sempre dire cementificazione, le opere non servono, la Cimpello, la Sequagemona non serve, ecco, partire con quell'approccio lì secondo me non è corretto, è corretto invece dire che le opere evidentemente devono essere concordate, concertate e il più possibile condivise con i territori, e su questo credo che la nostra amministrazione regionale abbia sempre cercato di fare la sua parte. Una considerazione velocissima sull'importo generale della manovra: è vero che è minore rispetto all'anno scorso, io credo che da qui all'Aula gli 864 milioni cresceranno ancora, quindi ci sono ancora delle risorse da poter stanziare, però ci tengo a dire come quelle risorse non vengono, tra virgolette, sprecate nemmeno con investimenti dell'ultima ora o su cose singole, sono tutti investimenti sulla famiglia, sul turismo, sulle infrastrutture, l'abbiamo detto, anche sull'agricoltura, sulla sanità. Mi piace ricordare, parlavamo degli infermieri, finalmente iniziamo a inserire, credo che anche la collega Capozzi abbia visto da questa prima bozza di assestamento, il fatto che cerchiamo di dare degli incentivi a, per esempio, chi decide di venire a fare l'infermiere in Friuli Venezia Giulia, con delle politiche abitative incentivanti per quel tipo di categoria. Quindi credo che vi siano degli elementi sui quali magari anche assieme possiamo lavorare e che possano, ecco, dare i risultati migliori. Velocemente leggo anche questi due riquadri. Il bonus parla di pensionati, perché non mancheranno novità, ha fatto sapere anche per i pensionati l'assessora regionale al lavoro e alla famiglia Rosolen. Il tema è quello del bonus per i pensionati a basso reddito che la regione ha attivato nella manovra estiva dello scorso anno. È verosimile, si spiega, che a fronte di una platea di beneficiari più bassa del previsto vengano ritoccati l'importo una tantum di 350 euro e quelle che sono oggi le soglie d'accesso, ISEE pari e inferiori a 15.000 euro. E poi per l'istruzione è previste anche nuove aule, si spiega, molta attenzione viene posta all'edilizia scolastica, sostenuta con oltre 47 milioni di euro, non soltanto le manutenzioni ma anche le costruzioni di nuove scuole in regione. Sono in agenda anche 2 primarie, Manzoni e Pascoli a Rivignano Teor e una a Gemona Cantore. I soldi sono a disposizione anche per effettuare la progettazione esecutiva di una scuola primaria anche a Ruda. Questa in sintesi una delle novità anche in merito al settore dell'edilizia scolastica. Abbiamo, prima di tornare da lei, consigliera, abbiamo anche un'ulteriore chiamata, se non erro. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno. Buongiorno Adriana, ben ritrovata. Grazie, premetto che non sono d'accordo col signor Nevio per fare uno prima e uno dopo, è un caso. Sì, prego, dica pure. Quindi... Allora, senta, io torno indietro un pochino con il discorso. Allora, le guerre, finché ci saranno i fabbricatori di armi, ci saranno sempre guerre, perché le armi hanno una data di scadenza, quindi uno che produce armi non le butta poi al macero, deve sfruttare queste cose. E questo è in mano al potere di pochissime persone nel mondo, no? Che decidono quante persone devono ammazzare, dove le vanno ad ammazzare, e questo è quanto. Poi si dovrà ricostruire, quindi entreranno poi gli imprenditori, no? Sempre i soliti noti, e avanti, questa è una giostra così. Un'altra cosa, noi abbiamo una guerra economica che ci fa l'Europa. Allora abbiamo prima con le macchine elettriche, poi adesso ho letto sulla stampa che bisogna, come dire, le case fatte in cemento non vanno bene, quindi non so cosa dovranno fare i poveri cristi che hanno fatto le case con il cemento. Ecco, quindi voglio dire, noi saremo, perché le nostre case, se così va avanti, non avranno più nessun valore. Noi saremo cannibalizzati, come si dice quella parola lì, no? Cannibalizzati, da consigliere l'aiuto. Sì, ecco, perché noi non avremo più niente, cioè non avremo il valore della casa,
non avremo più disponibilità di soldi, quindi per noi si prospetta, non dico miseria, ma di più. A parte che moralmente questo veramente ci butta a terra. E quindi non lo so, vedete voi se... Lei ritiene anche tra le burocrazie e le scelte fatte che vanno a complicare la situazione piuttosto che a portare delle soluzioni? Lei ritiene questo, no? Abbiamo visto anche in base alle ultime normative anche predisposte. Sì. Perfetto. Allora, io credo che bisogna tenere in considerazione anche queste cose che poi ricadono purtroppo sulla povera gente, su tutti noi. E non è su quelli che hanno i milioni, quelli fanno come meglio credono, insomma. Ecco. Io vi ringrazio per lo spazio e buona giornata. Anche a lei, grazie per averci contattato. Allora, riparto da lei, consigliera Capozzi, in merito alle 2 riflessioni sugli aspetti bellici e poi anche delle normative scelte a livello europeo che poi magari pesano ovviamente anche a livello economico sui cittadini. Prego. Beh, ringrazio la signora che è intervenuta perché ci dà lo spunto anche per riflettere su un tema importante, ovvero gli armamenti bellici, perché i conflitti alimentano l'industria bellica, tant'è che dopo l'approvazione del riarmo EU, a cui noi abbiamo detto fermamente no sin dall'inizio, si è avuta la riconversione delle industrie da parte della Germania in industrie appunto rivolte proprio alla produzione di mezzi militari o comunque rivolti alla guerra, e quindi l'industria della guerra è alimentata dai conflitti e questo è un dato. E per quanto riguarda la riqualificazione delle case, ora non so nello specifico a che cosa si riferisse la signora per quanto riguarda le strutture in cemento, però non credo succeda niente, ecco, per chi le ha. Sicuramente bisogna tendere alla riqualificazione dei propri edifici dal punto di vista energetico, ma questo è anche per un tornaconto personale, proprio per ottimizzare in termini di consumi quelle che sono le prestazioni energetiche, e quindi questo è un processo sicuramente che va accompagnato e va sostenuto chi non può farlo. Consigliere Treleani? Allora, sicuramente la signora che è intervenuta dice delle cose vere. Mentre noi alcuni anni fa parlavamo molto di politica interna, cioè di quello che i nostri governi nazionali facevano all'interno del nostro paese, oggi quello che succede nel nostro paese è sempre più influenzato e condizionato da quello che dice l'Europa. Quindi evidentemente la forza dell'Italia, in questo momento io ritengo comunque che sia una forza autorevole all'interno dell'Europa, varia, cioè quello che noi possiamo fare nei confronti dei cittadini va proporzionalmente in direzione con la forza del nostro paese all'interno del contesto europeo, e io credo che Giorgia Meloni e questo governo a livello europeo abbiano un'autorevolezza importante che è cresciuta, e quindi io credo che da qui a qualche anno evidentemente il peso anche all'interno del Parlamento europeo del nostro governo e delle nostre forze politiche debba influenzare anche quello che poi accade qui direttamente poi ai cittadini, perché quello che dice la signora è vero, ma quello che succedeva una volta ai nostri cittadini era deciso prevalentemente dallo Stato nostro, quindi dal governo nostro. Oggi sempre di più quelle scelte vengono spostate in alto e vengono scelte dall'Europa. Da qui il ragionamento che cerco di fare è proprio quello: più il nostro governo è forte in Europa e più evidentemente noi riusciamo a condizionare anche le politiche. Il tema per esempio delle auto elettriche, della mobilità elettrica è uno di quei temi. L'Europa ci sta obbligando, sulla base di scelte che ha fatto la politica prevalentemente di sinistra, mi sia consentito di dire, negli ultimi 20 anni in Europa, a questa transizione ecologica a tutti i costi spinta 2035 eccetera eccetera, e oggi noi stiamo vivendo comunque sulla nostra pelle l'obbligo, tra virgolette, di guardare a questa mobilità, alle auto elettriche. Io questo non discuto il principio, discuto i tempi e le modalità. Evidentemente le auto elettriche costano ancora moltissimo, non tutti se le possono permettere, c'è il tema dell'autonomia delle batterie, quindi evidentemente queste scelte hanno un impatto concreto sulla vita delle persone. Anch'io non ho presente il riferimento al tema delle case, ma sicuramente l'edilizia è un tema che viene toccato anche dalle circolari europee.
Quindi quello che dice la signora è vero e dobbiamo attrezzarci sempre di più ad avere governi forti e autorevoli in Europa per scongiurare azioni che poi in particolare sulle peculiarità del nostro paese e sulle necessità dei nostri cittadini abbia l'impatto minore possibile. Consigliera, non le ho lasciato ulteriori riflessioni sulla manovra anche per l'edilizia scolastica o altro, non so se aveva altro da aggiungere in merito prima di cambiare argomento. Ma sicuramente ci saranno interventi condivisibili, come appunto quelli relativi all'edilizia, perché riteniamo che gli istituti scolastici debbano essere sicuri e questo proprio per la sicurezza dei nostri bambini e delle nostre bambine. E così come ho apprezzato così a primo occhio l'intervento messo a disposizione dell'agricoltura dall'assessore Zanier, perché è di questi giorni proprio il villaggio della Coldiretti che si è tenuto qui a Udine, dove è emerso che questo settore comunque vive delle grandi criticità e quindi se vengono messe delle risorse per sostenere l'agricoltura e per consentire anche agli agricoltori di stare al passo con quelli che sono i dettati che provengono dalla Comunità Europea, non posso che essere contenta. Ecco, poi ripeto, avremo tempo per analizzare nel dettaglio i vari interventi e capire nello specifico che su quelli su cui ci troveremo in disaccordo e quelli invece su cui sicuramente saremo propositivi, e dalla nostra ci sarà comunque come sempre un atteggiamento di collaborazione, perché come in ogni manovra presentiamo le nostre proposte emendative che vanno a migliorare il testo e da parte della maggioranza ci aspettiamo un'apertura rispetto a questo, ma questo in assoluto spirito di collaborazione. Allora, abbiamo ancora 2 minuti per della pubblicità che utilizzo a questo punto per andare a fare queste precisazioni sull'iter, dunque perché i lavori in commissione sull'assestamento inizieranno giovedì 3 luglio con esame di merito da lunedì 7, il 17 luglio è già fissato un nuovo passaggio al CAL per ripresentare il documento aggiornato e poi da martedì 22 a giovedì 24, al giornato in cui è prevista una seduta a oltranza, il DDL sarà all'attenzione dell'Aula di Piazza Oberdan. Si parla anche di fotovoltaico perché la Regione nella stabilità targata 2025 aveva stanziato 70 milioni di euro per incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti e anche di sistemi di accumulo per l'energia elettrica. Il bando era stato rivolto a persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, proprietari di immobili a uso residenziale. La domanda risulta però essere crescente e, predisponendo le poste valide per quello che sarà l'assestamento estivo, la Giunta Fedriga ha deciso di incrementare la dotazione annuale di altri 7 milioni di euro. E concludo anche questo riquadro proprio riguardante la tangenziale sud. Si parla di approvazione definitiva del progetto entro la fine dell'anno in corso, dell'appalto entro l'estate del 2026. Sono queste le tempistiche programmate per l'avvio del secondo lotto della tangenziale sud di Udine, annunciate proprio dall'assessora regionale Amirante alla riunione del collegio di vigilanza dello scorso 10 aprile. In assestamento previsti dunque 62 milioni di euro per un'opera destinata ad allontanare flussi di traffico dai centri abitati tra Udine e Pordenone. Questo in estrema sintesi, allora rilancerei il nuovo break pubblicitario e al rientro un nuovo tema da affrontare assieme. Ultima parte di Sveglia Friuli, sempre in compagnia dei consiglieri regionali Treleani e Capozzi. Allora io vi proporrei un ulteriore tema dal Messaggero Veneto. C'è un viaggio nei paesi, qui viaggio alla Tisana, e si parla di tagliamento, paura e bellezza. All'interno una doppia pagina che dunque andiamo ad aprire a vedere assieme. Tagliamento, rischio e risorsa, alla Tisana, al centro del confronto tra il giornale e i lettori, la richiesta di opere per la sicurezza a 60 anni dall'alluvione. Amministratori e cittadini affermano tra l'altro il fiume è una bellezza naturale che va valorizzata, basta aspettare, servono risposte. Quindi si affronta poi il tema della sicurezza e anche della valorizzazione anche in chiave turistica del tagliamento. E andiamo a leggere in particolare anche questo passaggio.
Lunedì 23 giugno ci sarà l'incontro tra la Regione e il Provveditorato alle Opere Pubbliche per trattare il tema della manutenzione del tratto terminale del fiume. L'annuncia a inizio incontro la consigliera regionale della Lega, Maddalena Spagnolo, prima di raggiungere Trieste, dove in aula ha poi esposto l'interpellanza su questo tema. Non possiamo più permetterci, ha detto Spagnolo, di aspettare mesi per interventi di manutenzione sul fiume, soprattutto nel tratto finale dove il rischio di esondazioni è reale e documentato. Serve un cambio di passo concreto, afferma. Ho segnalato la gravità della situazione con il legname che continua ad accatastarsi sui piloni dei ponti e con la formazione di isole. Queste le parole della consigliera Spagnola. Allora, per il Movimento 5 Stelle riparto da lei, consigliera Capozzi, perché anche il tema della messa in sicurezza del tagliamento ha suscitato ovviamente prese di posizione molto discordanti e varie polemiche. A lei. Ma sulla sicurezza del tagliamento io credo che siamo tutti d'accordo, perché devono essere tutelati i cittadini e il territorio. Però sulle modalità in cui tutelarlo, ovviamente noi da sempre esprimiamo una posizione di contrarietà rispetto alle opere che ci sono state prospettate, perché abbiamo assistito a continui cambi di posizione da parte di una giunta comunale che prima parlava di una traversa laminante adiacente al ponte di Dignano, poi c'è stato un cambio di passo per passare al ponte traversa, reso necessario dalla presunta pericolosità del ponte di Dignano, e quindi la querel è andata poi avanti. E quello che la consigliera Spagnolo critica è quello che la sua stessa giunta sta facendo, ovvero una continua confusione non soltanto tra i propri amministratori, che si sono mostrati anche contrari rispetto alle opere prospettate, ma anche rispetto ai cittadini. Sta arrivando a quelle che sono le soluzioni che noi da sempre suggeriamo, ovvero che si deve intervenire primo fra tutti alla foce del tagliamento, con quelle opere che aspettano da sempre di essere realizzate, come ad esempio l'innalzamento del ponte di Latisana, la diaframmatura dei margini, comunque interventi che per noi sono necessari e di sicuro non impattanti, perché prospettare opere che impattano negativamente sull'unico fiume che non presenta opere di laminazione, per noi è inaccettabile, l'abbiamo sempre detto, ma a dirlo non siamo soltanto noi, ma sono anche esperti illustri. E se mi consentite voglio anche rappresentare una teoria che è stata rappresentata proprio all'Ignam Sabbiadoro al Festival 180 dal professor Petti dell'Università di Udine, il quale rappresenta appunto una teoria che ho trovato molto particolare e interessante, perché ci dice in sostanza che le spiagge di Lignano e di Bibbione vivono anche dei sedimenti che vengono trasportati dal tagliamento, e una limitazione del trasporto solido di questi sedimenti avrebbe delle ripercussioni importanti rispetto alle nostre spiagge, che sono già oggetto di erosione. Quindi ritengo che questo tema vada affrontato con serietà, tenendo conto di quelle che sono le osservazioni dei territori, degli amministratori e degli esperti, e soprattutto senza opere impattanti che a questo punto ritengo che abbiano anche sulla base appunto anche di questa teoria, possono avere anche dei risvolti negativi sul nostro territorio. Prego la replica. Tutto bello. Se non fosse che sono 20 anni, 25, che anche lo Stato ci dice che dobbiamo cercare di fare delle opere per evitare la cosiddetta piena, ecco, perché il tagliamento, qualora si trovasse in una condizione di piena di un certo livello, metterebbe a repentaglio i centri abitati che sull'asse del tagliamento vivono. Da qui finalmente, dopo moltissimi anni, l'assessore Fabio Scocimaro e questa amministrazione regionale hanno proposto l'ipotesi della traversa,
E da qui evidentemente i territori si sono scatenati. Cosa fa la Regione Friuli Venezia Giulia? Hanno fatto sentire la loro voce. Hanno fatto sentire la loro voce, ma dico legittimamente. Ci sono stati diversi incontri, diverse riunioni. E cosa si è fatto? Si è provati ad andare su un'ipotesi alternativa, ovvero di eliminare il ponte di Dignano e immaginare un'opera unica, perché questa ipotesi di traversa sarebbe stata a fianco, parallela al ponte di Dignano, immaginare un'opera unica, anche perché il ponte di Dignano avrebbe comunque bisogno di un sacco di manutenzione, è comunque un ponte effettivamente vincolato, storico, quindi vicende tecniche per cui quell'ipotesi sembra essere stata messa in discussione. Allora io non contesto i principi sui quali si è soffermata la consigliera Capozzi, ma noi dobbiamo capire che la responsabilità politica di decidere come intervenire sul tagliamento spetta a noi amministratori regionali, agli assessori, al Presidente in particolare. E quindi immaginare delle opere su tutta l'asta, singole, la Tisana, la Foce, poi a Pinzano, poi a Dignano, senza un'opera, è vero che lei dice, è chiaro che le opere sono impattanti, collega Capozzi, ma senza opere impattanti la piena, qualora dovesse arrivare, metterebbe davvero a repentaglio i nostri centri abitati. Quindi questo è un tema sul quale è un tema difficile, nel quale anche prendere decisioni importanti ha degli impatti sicuramente sociali e legati anche al consenso, ma io credo che questa amministrazione regionale abbia dimostrato, a prescindere dal consenso e quindi da una politica fatta di assecondare le singole amministrazioni comunali, ha proposto una opera sicuramente impattante, ma prendendosi tutte le responsabilità del caso. Ora ci sono ancora tutta una serie di interlocuzioni con i vari territori. La collega Maddalena Spagnolo giustamente sottolinea come sia necessario anche fare della manutenzione ordinaria, al contrario di opere impattanti che hanno un altro tipo di significato, e quindi il tema dei tronchi, il tema dello sporco, il tema delle isole, della ghiaia sul tagliamento diventano temi attuali. Ieri ne abbiamo discusso e l'assessore ha dato pienissima disponibilità in tal senso. Anche qui rispetto alla manutenzione, a chi spetta, Regione, Stato, ci sono alcuni aspetti ci sono delle competenze, sì, ci sono delle competenze anche sovraordinate magari... e infatti l'assessore ieri ha dato pienissima disponibilità a essere portatore di questi interessi e queste ragioni all'interno dei tavoli ministeriali che ovviamente sono competenti per questo tipo di interventi. Lascio terminare la consigliera, se altro da aggiungere su questo tema, perché tra 3-4 minuti vi devo lasciare andare. A questo punto, se vuole aggiungere altro rispetto a quanto detto dal consigliere Treleani, alla necessità di intervenire con delle opere appunto in tal senso, se no vi coinvolgo su questa necessità ovviamente. Non mi trovo d'accordo, anche perché sono stati espressi dubbi anche rispetto all'opera prospettata, perché parliamo di paratie mobili su cui sono state prospettate anche delle ipotesi in cui le stesse non riescono a funzionare in maniera eccelsa, quindi ci sono dubbi non soltanto rispetto al funzionamento e all'opera in sé, ma al di là del discorso appunto di impatto ambientale. Riteniamo che il percorso da intraprendere sia diverso e quindi intervenire in maniera non impattante è sicuramente la strada percorribile, e ripeto, a dirlo non siamo noi, perché possiamo essere tacciati quelli del no a prescindere, ma invece a dirlo sono proprio esperti. Ho citato tra gli altri il professor Petti in un recente convegno, e i risvolti e le ricadute sul territorio possono essere importanti, e quindi bisogna tener conto di tutto, ecco. Mi sia una battuta velocissima. Ecco, su questa questione anche poi c'è la battaglia tra virgolette degli esperti, chi è più bravo, chi è meno bravo. Io non mi esprimo sul dottor Petti, che tra l'altro lavora, insomma, voglio dire, è portato anche da privati con i propri studi. Insomma, ecco, quindi non voglio entrare in queste... Non voglio entrare in queste dinamiche, ma se ci sono gli esperti che dicono che le paratie potrebbero non funzionare, ci sono anche degli esperti che dicono che per esempio il progetto del professor Petti non è assolutamente veritiero e realistico. Cioè, voglio dire, allora se ci mettiamo a fare questo tipo io dico che
i progetti, i tecnici tra virgolette, vengono incaricati di presentare dei progetti, le decisioni spettano alla politica e questa amministrazione regionale ha dimostrato di voler decidere. Dopodiché adesso c'è tutta una fase di interlocuzione, di discussione, vedremo alla fine poi ecco, come andrà a finire. Bene, vi lascio andare allora perché so che insomma, avete gli impegni, 9:45 ci siamo quasi, grazie per questo confronto, grazie al consigliere regionale Igor Treleali di Fratelli d'Italia e grazie anche alla consigliere regionale Capozzi per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Maria Rosaria Capozzi, grazie a entrambi. Grazie a voi.